Ciao! Buonasera a tutti e benvenuti a Miss Fragola 2022. L'applauso è tutto per le nostre 27 bellissime Miss in gara questa sera. Miss Fragola, selezione valida per Miss Città Murata 2022. Queste sono le nostre bellezze che questa sera appunto si contenderanno il titolo della vincitrice della serata, che indossano la t-shirt del nostro main sponsor del concorso, Buon Anno Immobili, che ringrazio fin da subito. Sigla!
Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do, that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Le mie miss ospiti di questa sera, Elisa Rizzo e Diletta Tosetto, eccole qui, accogliamole con un po' di musica, un applauso. E qui ragazze. Allora, Elisa di qua e Diletta di là. Elisa, Miss Buonanno Immobili 2021, seconda classificata l'anno scorso, presentati Elisa. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa, ho 24 anni, sono di Padova. Come lavoro sono amministrativa in ospedale a Camposampiero, oltretutto. E nella vita faccio sport, mi piace molto. Mio sogno nel cassetto, tanti, però vabbè, ne porteremo avanti forse qualcuno, adesso vediamo.
Ovviamente in primis sarebbe prendere il via nel mondo della moda, però si vedrà come andrà. La nostra Elisa è stata anche Miss Fragola, vero? Hai partecipato nel 2015, hai vinto e hai partecipato a più edizioni di Miss Città Murata, poi hai fatto una pausa di qualche anno e sei ritornata l'anno scorso. Quando è stato il momento della proclamazione? Eravate voi là, tu e Kivia? Ti aspettavi di vincere? Devo essere sincera. No, allora, ovvio che tutte arriviamo con la speranza di vincere la stessa sera. Sì, speravo, poi arrivare seconda è sempre, insomma, un po', per dire, non è bellissimo, però contenta di essere arrivata dove sono. Lo sai che sono arrivata anch'io seconda a Miss Città Murata e quindi siamo in due, però mi ha portato molta fortuna, per cui guarda, sono sicura che porterà fortuna tanto anche a te. Un applauso alla nostra Elisa. E abbiamo qui poi Diletta Tosetto, Miss Monaslo 2022, vincitrice della prima tappa, classificata già per la finale del 29 luglio di Cittadella. Presentati. Intanto, buonasera a tutti, io sono Diletta, volevo ringraziare te Eleonora per avermi dato la possibilità di essere qua. Vengo da Cittadella e studio all'Accademia delle Belle Arti di Venezia e nel tempo libero aiuto nella pizzeria della mamma. Bene, bravissima la nostra Diletta. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un'organizzatrice di eventi oltre che modella. Magari fra qualche anno potrai entrare a far parte del mio staff, allora siamo aperti perché lo staff cresce di continuo, infatti fra poco presenterò lo staff, perché sono coloro che mi supportano e mi sopportano. Eccolo qui lo staff Elegance Eventi, venite qui ragazzi, Antonia Zaniolo, Elena Sorato, Elena Favarotto, Giovanna Ceccon, Francesco Osto, Antonio Michelon, abbiamo anche il DJ Paolo S che non può raggiungerci per ovvi motivi e questo è lo staff Elegance Eventi, eccolo qui. Loro non vogliono mai parlare, però sono quelli operativi, ecco, quelli che si occupano dell'organizzazione della serata. Grazie mille ragazzi, naturalmente buon lavoro e buona continuazione perché siamo pronti per le premiazioni. Grazie. Un grazie particolare a questo meraviglioso pubblico. Lo ripeto, un grazie particolare a questo meraviglioso pubblico, all'amministrazione di Grazie. Grazie Antonia, lei è il nostro pezzo forte, Antonia Zaniolo. E quindi iniziamo a conoscere la prima fasciata, invito ad avvicinarsi Sevmi Fernando, facciamo arrivare la fascia Miss Paradise Beachwear, ecco qui, vinto Miss Fragola nel 2018. Cosa fai di bello adesso? Adesso lavoro un po' nel campo della moda, quindi dipende poi che mi chiamano. Bene, bene, ecco, vedi, quindi hai continuato nel settore. Vieni pure qui Elisa. Lascia pure la fascia alla nostra Sevmi, è la concorrente numero 17, Elisabetta Rossi. La Miss Fashion Beauty Academy vince un omaggio Fashion Beauty Academy ed un voucher di 200 euro per un trattamento estetico con la clinica LLC. Vieni pure qui, Kivia. Miss Fashion Beauty Academy è Anaïs, numero 19. E allora Miss Ottofficina Toaldo vince un omaggio Miss Città Murata, un voucher di 200 euro per un trattamento estetico con la clinica LLC, è la concorrente numero 24, Sofia Aurora. Miss Stonehouse Abbigliamento vince l'omaggio offerto da Stonehouse
ed è la concorrente numero 12, Rachele! Vince l'omaggio Ruffato Mode, Miss Ruffato Mode by Martina è la concorrente numero 5, Isabella! Miss Clinica LLC è la concorrente numero 23, Michelle! Vince gli occhiali offerti da Città dell'Ottica, un voucher sempre di 200 euro per un trattamento estetico con la clinica LLC. E vince l'accesso alla finale, perché siamo arrivati alla quinta classificata della serata, la concorrente numero 10, Michelle! Grazie al nostro sponsor Fratelli Conte di Villanova di Camposampiero, giusto? Sì. Vince l'omaggio a Miss Città Murata, un voucher di 200 euro per un trattamento estetico con la clinica LLC e naturalmente l'accesso alla finale, la concorrente numero 22, Alessandra Maria! SPA è la concorrente numero 20, Valentina! E allora, Miss Bonanno Immobili vince un omaggio Miss Città Murata, un voucher di 400 euro per un trattamento estetico con la clinica LLC e un bouquet di fiori e vince naturalmente l'accesso alla finale. Miss Bonanno Immobili è la concorrente numero 15, Aurora! Che vince una cena per 2 persone al ristorante Boccon di Vino di Camposampiero, un voucher di 500 euro per un trattamento estetico con la clinica LLC, il bouquet di fiori della fioreria Maddalena, le fragole, ce le abbiamo le fragole? Sì, no, sono dietro le quinte, va bene, le faremo arrivare perché appunto Miss Fragola non può non vincere le fragole, e l'accesso naturalmente alla finale del 29 luglio. E naturalmente sarà madrina all'inaugurazione della festa della Fragola che presenterò io domenica mattina. E allora Miss Fragola 2022 è la concorrente numero 9, Sofia! Altrimenti vai via troppo carica. Sofia Schizzarotto, Miss Fragola Camposampiero.
Sofia non hai impegni domenica mattina, vero? No, perché dovrai venire qui a Camposampiero. E allora, io non... se volete...